Un uomo e sua figlia di 10 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ad Amaro. L'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un tir, gravemente ferite altre 3 persone a bordo della vettura. È filato liscio il primo fine settimana in Friuli all'insegna del Green Pass obbligatorio per consumare nei tavoli al chiuso in bar e ristoranti. A Udine molti clienti hanno mostrato il certificato ancor prima della richiesta dei gestori. I familiari dei bimbi ricoverati al Burlo Garofalo potranno portare in visita in ospedale anche gli amici a 4 zampe dei pazienti, un modo per rendere più sopportabile la degenza. DJ Tubet si è sposato a Nimis con una cerimonia civile celebrata in lingua friulana, la prima del genere in paese. Il rapper, che usa una marilenghe per i testi delle sue canzoni, è convolato a nozze con Milena. Stasera l'accoglienza in aeroporto, domani una grande festa in piazza. Buia celebra così l'oro olimpico di Jonathan Milan. La serata di domani in diretta su Telefriuli dalle 20. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la cronaca, con una tragedia della strada che si è verificata nel pomeriggio ad Amaro. Un uomo e la sua figlioletta di 10 anni sono morti nello scontro frontale tra un'auto, la vedete in queste immagini, ed un tir. Una intera comunità sotto shock dopo quanto accaduto. State vedendo le immagini dei mezzi coinvolti in questo terribile incidente che si è verificato lungo la strada regionale 52 Carnica, e sul luogo dell'incidente si trova per noi Paola Treppo. Vediamo se riusciamo a collegarci con lei in diretta per ulteriori dettagli. A te Paola. Sì Alessandra, buonasera ai nostri telespettatori. È una serata purtroppo drammatica per Amaro e tutto il Friuli Venezia Giulia e per Firenze, perché la famiglia coinvolta in questo drammatico incidente è di Firenze. Sono circa le 15:30 quando dalle mie spalle una vettura e un camion si scontrano. L'impatto è veramente molto violento. Sulla vettura una Ford C-Max viaggia il papà, un uomo di 61 anni, la figlia di 10 anni e un altro figlio del signore che si trovava alla guida. Nell'impatto, che è stato violentissimo, pensate che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare un'ora per riuscire a estrarre le 5 persone che si trovavano all'interno della vettura. L'impatto ha causato purtroppo la morte del conducente, un uomo, ripeto, di 61 anni di Firenze, della figlia di 10 anni, e invece è molto molto grave il fratellino della bambina defunta che si trovava vicino a lei. In gravi condizioni anche un altro minore e un uomo, una persona adulta che inizialmente pareva essere la mamma, ma in realtà si tratterebbe di un cugino, resta da accertare, che sono stati trasportati in volo con l'elicottero all'ospedale di Udine. Pareva che l'adulto che viaggiava sul posto del passeggero fosse meno grave. In realtà proprio adesso ci giungono delle conferme sulla gravità, quindi anche delle altre 3 persone che, rimaste in vita, comunque rischiano di perderla. Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici di FVG Strade per bloccare la strada insieme ai sanitari, dopo l'opera dei vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e di Tolmezzo, che si sono dati il cambio sul posto. Sono intervenuti i sanitari con le ambulanze, come ho detto l'elicottero. La bambina è stata estratta per prima, perché pare che l'uomo, insomma, fosse evidente ormai deceduto. Tutta l'attenzione si è concentrata su di lei. Una lunghissima rianimazione proprio qui sul bordo della strada dove mi trovo in questo momento, che è rimasta chiusa per rilievi, accertamenti e viabilità. I mezzi sono stati posti naturalmente sotto sequestro. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, della comunità della Carnia, con 2 pattuglie, a supporto anche gli agenti della Guardia di Finanza per la viabilità e successivamente anche un passaggio della Polizia di Stato di Amaro, che ha qui la sua sede veramente
dell'autostrada che si trova nelle immediatezze. L'intersezione dove ci troviamo in questo momento è appunto sulla regionale Carnica con via San Valentino, c'è una chiesetta proprio qui di fronte a dove è accaduto l'incidente. Le salme sono state composte, in camera mortuaria sarà disposta con ogni probabilità l'autopsia, la macchina ha riportato dei danni nella parte anteriore, resta da accertare che l'uomo alla guida del camion, un camionista di Rivignano, è rimasto illeso, abbia invaso la corsia opposta andando poi a schiantarsi frontalmente con la vettura. Qui da Amaro, Alessandra, se non avete altre domande è tutto. Grazie allora a Paola Treppo per questi aggiornamenti in diretta su questo terribile incidente. Ricordiamolo, costato la vita a 2 persone, altre 3 ferite gravemente. E un 79enne di Cussignacco di Udine, Bruno Bonetti, ha perso la vita ieri in un incidente stradale accaduto tra Percoto di Pavia di Udine e Trivignano Udinese. Ha perso il controllo della sua auto che è finita in un terrapieno, inutili soccorsi, non è rimasto per lui altro da fare se non decretarne il decesso, e versa invece in gravi condizioni un 44enne di Mossa che ieri sera è caduto sull'asfalto dopo aver investito un capriolo. Era in sella ad uno scooter, confuso si è allontanato dal luogo dell'incidente ed è stato trovato da una guardia giurata a circa mezzo chilometro dal punto in cui si è verificato l'impatto. L'uomo è stato trasportato al Cattinara, ha riportato un severo trauma toracico. Ed ora ci occupiamo del primo fine settimana all'insegna del Green Pass, obbligatorio per consumare al tavolo all'interno di bar e ristoranti. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione con diversi gestori di locali ma anche clienti in centro a Udine. Prima prova superata, verrebbe da dire, con i clienti che molto spesso hanno esibito il certificato verde prima ancora che fosse loro richiesto. Vediamo. Nessuna insofferenza tra i clienti di bar e ristoranti che in questo primo weekend con certificato verde obbligatorio si sono seduti ai tavolini all'interno per un caffè o un pasto. Soddisfatti i gestori dei locali pubblici. La maggior parte dei clienti che sono venuti qua tutti avevano il Green Pass e tanti si sono seduti anche fuori, quindi devo dire che non c'è stato questo, diciamo, clamore eccessivo. Vedremo come va queste prossime settimane, insomma, ecco, noi ci siamo preparati, speriamo che vada tutto bene, ecco. I miei clienti sono quasi tutti vaccinati e spontaneamente ce l'hanno fatto vedere. Chi non è vaccinato si è seduto direttamente fuori senza fare polemica e quindi non ho avuto altri episodi spiacevoli, quindi nel mio caso è andato bene. È andata abbastanza bene, erano tutti fuori sinceramente, siamo 2 o 3 persone al banco e quelli vaccinati con il Green Pass dentro, ma un tavolino 2. Niente di che, secondo me la gente deve abituarsi ancora a tutta questa novità del Green Pass. Fa anche abbastanza caldo e la gente vuole stare fuori. Vediamo quest'inverno cosa succederà. Chi non l'aveva l'ha subito detto e quindi si è accomodato fuori, mentre gli altri lo hanno esibito e noi di conseguenza abbiamo controllato. Questa dunque la voce dei titolari dei locali. Andiamo a sentire le testimonianze raccolte tra i clienti. Sicurezza per se stessi e per gli altri. Al di là della libertà di movimento concessa dal certificato verde, i friulani hanno mostrato il pass al bar e nei locali senza bisogno di essere richiamati dal personale. Tutti i ristori, tutti i bar dove siamo andati hanno richiesto chiaramente il Green Pass. Ho il tablet per provare a vedere se è veritiero o meno, insomma, perché dicono che adesso girano anche quelli falsificati, quindi di conseguenza è un po' un pericolo anche per la gente per sé. È un atto dovuto, io sono molto favorevole al fatto che ci vuole disciplina e quindi si fa ben volentieri. Gliel'hanno chiesto nei locali in cui è andato? Assolutamente sì, in questione di 20 secondi è stato tutto risolto.
Non ho il Green Pass e quindi so che devo comunque stare fuori, non si può. Al momento rimarrà fuori. Al momento rimarrò fuori finché non farò il vaccino. È un problema un po', no? Quello che stiamo vivendo in questo momento, no? Di pensare di avere la ragione anche in qualcosa in cui magari non siamo preparati fino in fondo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è fidarci, rispettare le regole, che se ci sono hanno un senso, e assolvere il nostro ruolo di cittadini responsabili e civili. Nel fine settimana primo importante banco di prova anche per le sagre, numerose quelle organizzate in Friuli nella settimana più densa di appuntamenti, di eventi di questo tipo nel nostro territorio. Prima prova superata, dunque buone nuove in arrivo dal governo che solleva dalle responsabilità di controllo gli organizzatori di eventi che si tengono in pubbliche vie o piazze con più varchi di accesso. Come si diceva, prima prova importante per le sagre, ma anche prima importante chiarificazione che arriva direttamente dal governo. Una notizia buona per il mondo delle associazioni e per gli organizzatori di eventi pubblici. Di fatto il fruitore, quindi le persone che raggiungeranno le sagre, dovranno essere informati dell'esistenza dell'obbligo di accesso con Green Pass. Questo è l'obbligo per gli organizzatori, mentre spetterà alle forze dell'ordine effettuare eventuali controlli, il cui esito non avrà comunque implicazioni di responsabilità per gli organizzatori dell'evento. Si tratta sicuramente di una notizia accolta positivamente dal settore, che è rimasto però anche un po' spiazzato da questa novità. Marco Specia, segretario generale dell'UMPLI, del Friuli Venezia Giulia, l'Unione delle Proloco, fa sapere che chi aveva l'evento organizzato nel fine settimana si era già attrezzato per delimitare le aree e anche per chiedere all'ingresso l'esibizione della certificazione verde. La maggior parte delle manifestazioni erano state organizzate prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass, con tutti gli ordini fatti e le autorizzazioni richieste. Non si poteva fermare la macchina organizzativa. Molte di queste sagre, fa sapere Specia, avevano già superato la prova generale Covid l'anno scorso e quindi di fatto hanno riproposto la stessa organizzazione dell'anno scorso, anzi, dice Specia, con il QR code le operazioni, se possibile, si sono sicuramente semplificate. Le FAC e quindi le chiarificazioni del governo sono molto rassicuranti, in particolare per gli eventi che si svolgono completamente all'aperto, in spazi non delimitabili e quindi in aree piccole, quindi una buona notizia soprattutto per le sagre che si svolgono nelle località, nei paesi più piccoli. Fondamentale, sottolinea Specia, resta comunque la collaborazione tra il soggetto che organizza gli eventi, il comune e la polizia locale. È necessario un dialogo e un confronto costante, sottolinea Specia. Calo di casi di Covid in Friuli Venezia Giulia su 1429. Tra tamponi e test rapidi antigenici sono state rilevate 10 positività, non si registrano decessi, un solo paziente ricoverato in terapia intensiva, in altri reparti sono in cura 26 persone. Intanto però arriva la notizia di un caso di West Nile nel Pordenonese. Un paziente con questa infezione è stato individuato nell'area vasta Pordenonese. A darne notizia la direzione medica del presidio ospedaliero di Pordenone. Il paziente è ricoverato dal 5 agosto nel reparto di neurologia. Si tratta di un uomo di 67 anni con sintomi caratterizzati da febbre ed encefalite, i cui esami hanno evidenziato appunto un'infezione da West Nile virus. Le sue condizioni cliniche sono in miglioramento, pur rimanendo la prognosi ancora riservata. Il paziente, residente in provincia, non ha effettuato viaggi o spostamenti nell'ultimo mese. Soltanto pochi giorni fa era stata segnalata la positività di zanzare nella zona di Udine e Gorizia e nella limitrofa area di Jesolo. A partire da oggi tutti i donatori di sangue della regione Friuli Venezia Giulia vengono testati a livello precauzionale per il West Nile virus.
Un altro bollettino è quello relativo alle ondate di calore ed è del Ministero della Salute. In arrivo per domani un bollino arancione per Trieste e altre 7 città italiane oltre al capoluogo regionale saranno nelle stesse condizioni, 4 tra le quali Roma saranno invece da bollino rosso. Sentiamo il nostro meteorologo Antonino Renda. La nostra regione verrà interessata nei prossimi giorni da una massa d'aria molto calda, massa d'aria sospinta dall'anticiclone nordafricano che per lungo tempo ha interessato il nostro stivale, soprattutto il sud Italia, dove già in questi giorni abbiamo registrato massime addirittura superiori ai 40, 41 e in qualche caso anche 42 gradi. Ebbene, nella giornata di domani, tanto per dire, il sud registrerà massime fino a 44-45 gradi. Mentre la nostra regione ancora si fermerà intorno ai 33-34, ma sarà soprattutto da metà della settimana che potremo registrare, complice anche un'aria piuttosto secca, quindi un caldo decisamente torrido, anche massime superiori localmente ai 34-35 gradi, e tutto ciò per diversi giorni. Sono sbagliate le politiche di A2A sulla riconversione della centrale di Monfalcone da carbone a gas metano. Queste le parole degli attivisti che in mattinata si sono ritrovati all'inizio del canale Valentinis per chiedere un futuro diverso per la città. È un no secco alla riconversione della centrale A2A di Monfalcone dal carbone al metano, quello che arriva dal flash mob di Legambiente. Una cinquantina gli attivisti presenti in viale Oscar Kosulic, convinti che sia necessario un cambiamento nell'immediato futuro e che hanno chiesto all'azienda un cambio di rotta. A guidare il flash mob il presidente del circolo monfalconese Michele Tonzar assieme al responsabile nazionale energia di Legambiente Catiuscia Eroe. Siamo nel 2021, a 9 anni dalla scadenza degli obiettivi del 2030, continuare a parlare di gas in questo paese, di nuove infrastrutture a gas è uno scempio e una stupidità grandissima. Abbiamo bisogno che questo paese inizi a pensare in maniera lungimirante a politiche per il futuro dei territori, dei cittadini, delle famiglie. Tutti i settori produttivi dovranno essere decarbonizzati, non può essere un processo che si fa in 2 anni, in 3 anni, va pensato oggi e su queste tematiche vanno fatti gli giusti investimenti. Non capiamo perché A2A si ostini a non investire su questo che è il futuro. Quello che sta facendo A2A è semplicemente sfruttare vecchi percorsi che non portano da nessuna parte. Nel 2050 dovremo comunque raggiungere la neutralità climatica. Questa è una strada da abbandonare subito se vogliamo lasciare veramente qualcosa ancora di vivibile per i nostri figli. Coltivare nella pedemontana sta diventando impossibile. A denunciarlo la Coldiretti di Pordenone, a cui stanno giungendo in questi giorni diverse segnalazioni per i danni provocati dai cinghiali sul mais. L'organizzazione spiega che gli animali non si limitano a devastare i campi nel periodo della semina, in queste settimane stanno abbattendo decine di ettari con l'intento di mangiare le pannocchie che cominciano a maturare. Per Coldiretti questa è una calamità che richiede l'adozione di misure di contenimento adeguate. Cani e gatti potranno entrare al Burlo Garofalo di Trieste in visita ai piccoli pazienti. Il progetto, cosa distinta dalla Pet Therapy, è stato presentato oggi. Coccolarlo, accarezzarlo, anche semplicemente vederlo. Da domani l'IRCS Burlo Garofalo apre le porte degli animali da affezione dei pazienti. Ci sarà la possibilità per gli ospiti del nostro istituto di chiedere la possibilità di incontrare il proprio animale, cane o gatto in questo caso. Ci teniamo a sottolineare l'alta valenza, l'alto impatto di cura che può avere questa opportunità in termini proprio che sono dimostrati da ricerche scientifiche ormai famose e numerose. L'accesso ovviamente avverrà tramite una procedura che comporta anche un controllo sanitario per l'animale, nessun tampone Covid se non per il conduttore, ma un certificato veterinario e poi una serie di moduli da compilare. La procedura è dettagliata sul sito dell'IRCS. Il direttore Stefano Dorbolò ha sottolineato che queste iniziative consentono di colmare il più possibile la distanza da casa degli ospiti, siano bambini che adulti. L'iniziativa è cosa ben diversa dalla Pet Therapy, come spiega Elita Barbiero, infermiera con un master in Pet Therapy.
È un'emozione ancora più forte perché proprio è il proprio animale a venire in ospedale per trovare la persona, la propria vita che è a casa e viene a trovarti, quindi ha un valore ancora maggiore, per cui il poterlo accarezzare, il poterlo vedere, averlo vicino è bellissimo, è bellissimo. Questo aiuta anche gli animali? Sicuro, poter vedere il proprio padroncino, tra virgolette, oppure la propria proprietaria è veramente molto bello anche per gli animali, sicuramente. Ci saranno tanti buiesi nella tarda serata di oggi all'aeroporto di Venezia ad accogliere Jonathan Milan, l'oro olimpico nel ciclismo su pista che rientra trionfante da Tokyo. Sarà solo l'inizio di una 2 giorni di festa per lui. Domani sera, a partire dalle 20, grandi festeggiamenti a Buia saranno trasmessi in diretta su Telefriuli. Ore 23, aeroporto Marco Polo di Venezia, l'abbraccio più atteso. Il 20enne Jonathan Milan torna in Italia dopo l'avventura più incredibile della sua vita, l'oro olimpico che ha vinto a Tokyo nell'inseguimento a squadre, ciclismo su pista, assieme ai compagni di squadra Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon. Il giorno dopo la chiusura delle Olimpiadi, l'atmosfera a 5 cerchi si trasferirà con lui da Tokyo a Venezia e da lì a Buia, dove hanno preparato una grande festa e fuochi d'artificio per quel ragazzo che così tanto li ha fatti emozionare e resi orgogliosi. 2 giorni almeno di celebrazione per lui e per la sua famiglia, che negli ultimi mesi aveva visto pochissimo, sempre impegnato negli allenamenti con la squadra per preparare l'appuntamento con la storia. Questa sera potrà anzitutto rivedere mamma Elena, papà Flavio, il fratello Matteo, la fidanzata, gli amati nonni e non solo. A Venezia, infatti, arriverà da Buia una corriera con tutti i compaesani che non potevano attendere per applaudire Jonathan e volevano farlo già in aeroporto. Domani sera poi il Toro di Buia sarà festeggiato in piazza con una serata pensata appositamente per lui e trasmessa in diretta su Telefriuli dalle 20, serata che farà rivivere le emozioni di una delle gare più belle di questa Olimpiade e di quell'oro che ha contribuito al record di medaglie per l'Italia in una indimenticabile rassegna a 5 cerchi. Dopo Pordenone e Udine, anche a Nimis è stato celebrato il primo matrimonio in lingua friulana. Chi ha scelto la Marilenghe per questo importante momento è stato DJ Tubetti, il rapper che ha deciso di utilizzare la lingua friulana per le sue canzoni. Il matrimonio fra Mauro Tubetti, questo il nome dell'artista all'anagrafe, la colombiana ibarien Milena Machado, è stato celebrato sabato scorso nella sala consiliare del comune. A solennizzarlo l'assessore Serena Vizzutti, che ha prima letto gli articoli in italiano e poi li ha proposti nella versione in marilenghe. La lingua friulana, commenta il cantante, va utilizzata in tutti i momenti della vita quotidiana, così dovrebbe essere anche nelle istituzioni pubbliche. E poi il commento dell'assessore Vizzutti: non solo un matrimonio al passo coi tempi, ha detto, ma anche un atto storico importante per la comunità. E adesso andiamo a vedere e a sentire il momento clou del matrimonio, della cerimonia di Nimis. Lui, signor Tubetti Mauro, isa contendi che fa come femmine la chi presint signore Barbo in Machado Sandra Milena? Sì, un amore. Signore Barbo in Machado Sandra Milena, ise contente di che fa come il chi presint Tubetti Mauro? La comari e il copari hanno sentito? Sì. Ascoltadis questi affermativis, io, Serena Vizzutti, ufficiale da Star Civil, in non de legge, o vi declari uomo e femmine. Grazie.
Abbiamo parlato prima di sagre ai tempi del Covid e dell'obbligo di Green Pass, e allora è stata rinnovata la tradizione a Gorizia con la sagra di San Rocco. Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia è ritornato l'atteso appuntamento estivo, giunta all'evento estivo, scusatemi, del 2021. L'emergenza ha sicuramente imposto anche in questo caso molte limitazioni, niente tombole, niente musica dal vivo, però rivive la tradizione e tanto basta per la comunità. Nemmeno la pioggia ha scalfito la voglia di ripartenza della sagra di San Rocco a Gorizia. Ieri sera, sfidando il maltempo, è stata infatti inaugurata la festa che da oltre 500 anni si rinnova nell'omonimo borgo, interrottasi l'anno scorso a causa del Covid. Molta l'attesa dei goriziani non solo, con numerose presenze di turisti austriaci fin dall'apertura dei chioschi. Primo importante appuntamento nell'era del Green Pass. All'ingresso, obbligatorio esibire certificazione e documento di identità. La tradizione è importante è tradizione proprio perché si porta avanti, no? Altrimenti sarebbe una cosa morta e senza senso. E dobbiamo chiedere il Green Pass e anche la carta d'identità, cosa per la quale noi non siamo autorizzati, e di conseguenza abbiamo dovuto rivolgerci a un'agenzia che si occupa della sicurezza, perché il mio intento era anche salvaguardare i nostri volontari da eventuali provocazioni. Tutto il nostro volontariato è vaccinato. C'è qualche piccola defezione, però ce la faremo in ogni caso. La comunità ha bisogno anche di questi momenti conviviali proprio perché sono un punto di ritrovo e di socialità. No, il Green Pass sono stati molto veloci a scannerizzare il codice. Le persone vengono a orari diversi, quindi non si creano file fuori. Si è sgretolato poco a poco negli ultimi mesi l'affresco del Bambin Gesù in braccio alla Madonna realizzato all'interno del tabernacolo di via Pradamano a pochi metri dalla scuola media Enrico Fermi. A causa di un'infiltrazione d'acqua e dei continui sbalzi di temperatura estivi, l'intonaco su cui era stata dipinta l'immagine sacra di datazione incerta si è irrimediabilmente compromesso, frantumandosi quasi interamente. Fatali le piogge degli ultimi 10 giorni. Nelle immagini che vedete l'affresco come era stato immortalato da Telefriuli lo scorso aprile, come invece appare oggi. La storica nicchia di proprietà privata era uno dei luoghi in cui gli abitanti della zona di passaggio si fermavano per un segno della croce oppure fino a qualche decennio fa per elargire una piccola offerta o accendere un cero votivo. Rammaricati gli abitanti e i fedeli di Baldasseria affezionati alla Vergine a quel piccolo angolo di raccoglimento. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive, continueremo a parlare alla festa che Buia sta organizzando per il suo campione olimpico Jonathan Milan, appuntamento domani alle 20 per festeggiarlo, festeggiamenti che trasmetteremo in diretta su Telefriuli. Tra pochissimo lo sport e poi le previsioni del tempo. Arrivederci.